contro criminalità e degrado. I residenti sfilano nella zona in cui meno di una settimana fa si è consumato l'ultimo omicidio per chiedere ancora una volta sicurezza. Lunedì il ministro dell'Interno Piantedosi a Venezia per un vertice sulla sicurezza in città, una visita giudicata con disincanto a Marghera, dove è opinione diffusa che l'uso dell'esercito da solo non sia sufficiente. Processo Cecchettin, martedì mattina la pronuncia della sentenza a carico di Filippo Turetta. Antenna 3 seguirà l'udienza dalle 9:30 con un'edizione straordinaria. A Mestre per presentare un'indagine sullo stato di salute del comune, Alessio Vianello, avvocato e presidente dell'associazione I Futuri di Venezia, non esclude una candidatura a sindaco. Dopo la bocciatura del progetto da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, appello del PD veneziano a Regione Comune perché si blocchi la realizzazione dell'inceneritore. 6 grandi opere cambieranno il volto dell'autostrada 4 tra San Donà di Piave e Porto Gruaro con un finanziamento di quasi 1 miliardo di euro. Il turismo all'aria aperta a Cavallino Treporti conferma numeri da record. Nel 2024 si sono registrate quasi 7 milioni di presenze nei campeggi della città balneare. Ben ritrovati, il telegiornale di Venezia ci porta con le immagini subito a Marghera, il flash mob di questa mattina alla lunga camminata. Marghera si mobilita contro criminalità e degrado. Vediamo. Ancora una volta, Marghera si mobilita per chiedere sicurezza. L'appuntamento è a Piazzale Giovanacci, a pochi metri da dove si è consumata l'ultima tragedia. Un uomo ucciso a coltellate e un altro ferito. L'ennesimo atto criminale, si legge in un volantino del comitato Marghera Libera e Pensante, di una sequenza che pare senza fine. Il corteo percorre via Ulloa ed entra nel sottopassaggio ferroviario della stazione di Mestre, uscendo all'altezza del binario 1, a breve distanza da quella via Piave che rappresenta un altro punto critico del Comune di Venezia, per tornare poi indietro attraverso il sottopasso ciclopedonale, luoghi simbolo di un disagio diffuso. Nell'arco dell'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto 2 omicidi, quello di Jack che era alla fine di settembre, quello che è successo l'altro giorno, la settimana precedente, sabato scorso, abbiamo avuto un assalto a degli operai che stavano ritornando in fase serale all'interno del sottopasso. Dalla giunta comunale dicono che è tutto sotto controllo da 9 anni e vediamo che tutto sotto controllo da 9 anni non è. Noi chiediamo sicurezza nel senso migliore del termine, che è anche cura del territorio, che è servizi, che è molte cose. In particolare si contesta al Comune di Venezia una gestione della sicurezza e delle questioni sociali definita ideologica e confusa, cioè non si è in grado di distinguere ed isolare i fenomeni criminali dal disagio di tante persone ai margini, col risultato, sostiene sempre Marghera Libera e Pensante, che ha organizzato la manifestazione, di moltiplicare cause ed effetti. Attualmente ritengo che la sicurezza sia un fattore fondamentale nel poter resistere, nell'abitare qui. La gente non si sente più tranquilla di uscire, neanche durante, non so, tardo pomeriggio non si esce. Si vengono a bucare sotto casa, ho visto io sotto casa mia, si danno le dosi senza avere ritegno di nessuno, non hanno paura assolutamente. È un quartiere molto più vivibile di adesso ci abita nostra figlia e tanti anni fa c'erano le bande che andavano ad appartamenti, cioè ti rubavano in casa però aspettavano che tu andassi via. Oggi ti entrano in casa con la gente dentro e magari te le danno anche. Vogliamo ancora che la città torna come era 40 anni fa, 30 anni fa, speriamo che si svegliano di fare pulizia della questa città. Intanto lunedì il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà a Venezia per un vertice sulla sicurezza in città, una visita però giudicata con disincanto da Marghera. Col ministro Piantedosi ho chiesto, vediamo se riusciamo in un anno e mezzo che sono sindaco, a far diventare Mestre Venezia quasi un posto pilota dove dimostriamo che questa roba qua può essere effettivamente contenuta. Un primo incontro tra il sindaco Luigi Brugnaro e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi era già avvenuto a Roma all'inizio di ottobre. Lunedì il titolare del Viminale sarà a Venezia per un altro vertice che avrà nuovamente al centro l'allarme criminalità e degrado in Comune di Venezia. Tra chi ha partecipato al flash mob per la sicurezza a Marghera, nelle zone della città più colpite dal fenomeno, l'opinione su questa visita è disincantato. La parte securitaria è sicuramente importante. Quello che noi da tempo chiediamo è che a questo si associno anche altre politiche
che sono sicuramente complementari e fondamentali. Qui è opinione diffusa che la repressione da sola non basti a estirpare un fenomeno che è ritenuto molto più complesso, una questione che affonda le radici nell'evoluzione economica e sociale che ha attraversato il comune negli ultimi decenni. Se non si inverte rotta innanzitutto sul versante politico, dicono qui, qualche arresto in più cambierà poco. Piantedosi e il sindaco sicuramente chiederà l'esercito, ma l'esercito ha un mandato che è ben diverso dalle forze di polizia che purtroppo non possono essere presenti dappertutto. Superato il passaggio eventuale di ulteriori forze militari, ritornerà tutto come prima, perché manca appunto un tessuto sociale, economico eccetera che possa rivitalizzare la zona. Michele Valentini di Marghera Libera e Pensante, il promotore della manifestazione lanciata dopo l'ultimo omicidio avvenuto in città. Questa città ha bisogno di servizi, di progetti di rigenerazione urbana, di riqualificazione del territorio. E abbiamo visto che le politiche della tolleranza zero del sindaco Brugnano sono fallite, per cui è proprio la domanda che è sbagliata. Giusta o sbagliata che sia, peraltro, sulla domanda pesa già una prima risposta. Riguardo all'utilizzo dell'esercito era stato molto chiaro il ministro della difesa Guido Crosetto proprio in occasione della sua visita a Venezia per le celebrazioni del 4 novembre. Io penso che dal prossimo anno sia magari più importante aumentare le forze di polizia e lasciare che le forze armate, o la maggior parte delle forze armate, riprendano a fare quello che serve in questo momento, che è forze armate. Il processo Cecchettin martedì, la pronuncia della sentenza a carico di Filippo Turetta. Antena 3 seguirà l'udienza a partire dalle 9:30 con un'edizione straordinaria. La requisitoria di 2 ore e mezza del pubblico ministero, la memoria di 150 pagine per ricostruire il delitto, la richiesta di ergastolo, l'indomani l'arringa dei difensori nel tentativo di smontare le aggravanti per le quali l'imputato rischia il carcere a vita. Sarà pronunciata martedì la sentenza a carico di Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio volontario di Giulia Cecchettin. La Corte d'Assise di Venezia si riunirà nuovamente alle 9:30 e da quello stesso orario Antena 3 seguirà in diretta con un'edizione straordinaria le fasi conclusive del processo a carico del 23enne di Torreglia, ex fidanzato della vittima. Processo che si è aperto a settembre e che per la formula del rito abbreviato concordata da accusa e difesa si è svolto con un unico teste in aula, lo stesso Turetta, che ha raccontato in un memoriale e quindi ripercorso il prima, il durante e il dopo dell'uccisione di Giulia, partecipando poi in silenzio e a testa bassa alle successive udienze. Quella, calendarizzata per puro caso proprio il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, in cui il pubblico ministero Andrea Petroni lo ha accusato di aver perseguitato per mesi Giulia, aver premeditato il delitto e averlo consumato con crudeltà, e in cui i legali delle parti civili hanno motivato le richieste di risarcimento di oltre 2 milioni di euro. E quella in cui i difensori Giovanni Caruso e Monica Cornaviera hanno cercato di smontare le aggravanti con tesi e formule per le quali l'indomani Gino Cecchettin si è detto offeso e ha parlato di umiliazione della memoria della figlia. Era un martedì, anche quello in cui l'Italia disse addio a Giulia il 5 dicembre 2023 a Santa Giustina, a Padova. A distanza quasi esatta di un anno si conoscerà la sorte del suo assassino, un caso tragico e dirompente nel dibattito sulla piaga dei femminicidi, il cui ultimo capitolo, giudiziario, non certo umano, si svolgerà martedì mattina alle 9:30, orario in cui partirà anche l'edizione straordinaria di Antena 3. Siamo alla politica. Alessio Vianello, avvocato presidente dell'associazione Il Futuro di Venezia, non esclude una candidatura a sindaco della città. Si è parlato di una sua candidatura a sindaco di Venezia. Le piacerebbe diventare sindaco per attuare questi progetti, per cercare di attuarli? Se me lo domanda così non posso che rispondere di sì. Se si creassero delle condizioni perché io debba fare la mia parte da sindaco o comunque da contribuire a una nuova governance della città in discontinuità con quella attuale,
io e anche i componenti di questo gruppo saremo sicuramente a disposizione. Alessio Vianello, avvocato e presidente dell'Associazione I Futuri di Venezia, non esclude una candidatura a sindaco. Durante la presentazione a Mestre di un'analisi approfondita della situazione attuale del comune, frutto di 1 anno e mezzo di lavoro, Vianello ha delineato una visione per una città diversa e migliore. Attraverso un'indagine demografica, economica e sociale vengono esaminate le sfide che Venezia deve affrontare, con particolare attenzione alla rigenerazione urbana di Mestre e Marghera, alla sostenibilità ambientale, alla creazione di nuove opportunità di lavoro e alla gestione del turismo di massa. I fondi per finanziare i progetti per la città potrebbero proprio provenire dalla vendita di una card di servizi ai turisti, con il quale lui possa, quando viene a visitare la città, visitare gratuitamente i musei e muoversi gratuitamente nei nostri vaporetti e nei nostri mezzi di trasporto. In questo modo noi siamo certi che riusciremo a garantire alla città un flusso di denaro importante e certo che ci consenta di finanziare piani di rinascita sulla residenza, sul lavoro, sulla casa e sulla sostenibilità ambientale, senza i quali la nostra valutazione è che la città non riesca a darsi quel colpo d'ala che oggi è necessario. No all'inceneritore Eni a Marghera dopo le riserve sul progetto da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Arriva l'appello del Partito Democratico veneziano a Regione e Comune perché si blocchino. Chiediamo alla Regione e al Comune di attivarsi perché venga immediatamente sospesa la realizzazione, la progettazione di questo impianto perché è incompatibile col territorio. Non lo diciamo solo noi dal punto di vista politico, lo dice anche l'Istituto Superiore di Sanità a livello appunto nazionale. Seppure realizzato con tecnologie avanzate in grado di produrre impatti contenuti, si rivelano situazioni di criticità, in particolare per la matrice aria. Lo scrive il Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità sul progetto di inceneritore presentato da Eni Rewind SpA che prevede la depurazione di 190.000 tonnellate all'anno di fanghi. È una seconda bocciatura dopo un primo parere negativo espresso a inizio anno. È evidente che anche dal punto di vista scientifico e dal punto di vista della salute questo impianto è pericoloso e non è compatibile con il nostro territorio. Ricordiamo ovviamente che il territorio di Marghera è già un territorio attenzionato con notevoli problematicità e non può e non deve diventare la pattumiera del Veneto o dell'Italia. L'Istituto Nazionale di Sanità ha sottolineato anche il contesto ambientale sul quale si inserirebbe il nuovo inceneritore. Questo impianto non è necessario per il territorio, andrebbe a bruciare materiale e fanghi che sono anche estranei al nostro territorio, quindi non c'è alcuna necessità, il nostro territorio non ha necessità e soprattutto Marghera ha già pagato e Venezia hanno già pagato sul versante della salute e della sicurezza. La viabilità, 6 grandi opere cambieranno il volto dell'autostrada A4 tra Sandona di Piave e Portogruaro a partire dall'inizio del 2025 con un finanziamento pari a quasi 1 miliardo di euro. La prima opera tuttora in corso è il rifacimento dei 10 cavalcavia nel tratto. Il completamento è previsto entro la fine del 2026. Per quel periodo è previsto l'inizio dei lavori della terza corsia con la realizzazione del nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza potenziato con 3 porte d'ingresso e 5 in uscita e l'adeguamento della barriera di Portogruaro. Nel 2025 sarà invece completato l'allargamento a 11 piste del casello di San Donato. E siamo a Cavallino Treporti con il turismo all'aria aperta, ha registrato una presenza di quasi pari a quella del 2023, dimostrando continuità e attrattività della località per i turisti. Il comparto del turismo all'aria aperta di Cavallino Treporti ha confermato la sua attrattività anche nel 2024, sfiorando i 6,9 milioni di presenze fino a settembre. Il successo è paragonabile al 2023. Questo settore sta conoscendo un momento d'oro e lo vediamo anche a Cavallino Treporti e che le prospettive sono buone. Certo che c'è una forte accelerazione sulla qualità e sui servizi che dobbiamo fornire ai nostri ospiti e quindi noi chiediamo alla politica, a chi decide la possibilità di avere gli strumenti per lavorare bene. La sindaca Roberta Anesto ha evidenziato la necessità di migliorare la qualità del
del lavoro e della vita, puntando sulla destagionalizzazione e sulla gestione efficace dei flussi turistici. Qualità del lavoro che passa anche attraverso la destagionalizzazione, un rafforzamento delle politiche attive per il lavoro e anche un migliore inquadramento dei nostri giovani che possano avere soddisfazione. Dall'altra parte qualità di vita vuol dire che non dobbiamo essere gestiti dai flussi, come ormai più volte ho detto, ma gestire i flussi. I mesi estivi centrali rimangono i più frequentati, ma sono in crescita anche le presenze a maggio e settembre. Mattia Enzo, presidente del Consorzio Parco Turistico, ha ribadito l'importanza della comunicazione e della variegata offerta turistica del territorio. Il cliente nuovo, un turnover c'è ogni anno, va per così dire reclutato attraverso nuove forme digitali, in particolare di comunicazione, oltre che un qualcosa di tradizionalissimo che non manca mai, che è il passaparola. Nuovi reperti hanno arricchito la collezione degli oggetti custoditi al Museo del Mare del Lido. Il suo ideatore e promotore Ferruccio Falconi annuncia tante nuove iniziative per i ragazzi. Il museo e laboratorio interattivo del mare, fondato dal capitano Ferruccio Falconi, capopilota emerito della Corporazione Piloti dell'Autero Veneto, aumenta le sue attività e amplia il proprio raggio d'azione. Il Falco, a 96 anni, è ancora in pista con grande entusiasmo impegnato nella formazione culturale dei giovani. L'ingresso al museo è sempre gratuito e qui si può respirare la tradizione culturale marinara ma anche contadina di Venezia. Il museo si trova in via Biagio Zulian al Lido di Venezia. Per dare una lezione a tutti i veneziani di ripescare l'orgoglio degli antichi, di quelli che ci hanno lasciato questo tesoro immenso. Erano tutti marinai, oggi non lo sono più. E questo museo, voluto da me, il Museo Attivo Falconi, insegna a tutti ad andare per mare, perché i veneziani erano marinai e contadini e ci sapevano fare. Le porte sono sempre aperte a tutti, con tante sorprese che possono trovare i visitatori. Ho offerto il mio museo, è il Museo Attivo dei Campi e del Mare. E Museo Attivo è una novità assoluta da imitare, non solo a entrata gratuita, ma a lezioni di marineria, perché questo è importante. Il futuro di Venezia è nel ritorno al mare. E io e con i miei figlioli Nicola e Andrea ci battiamo perché sia realizzata questa realtà, una realtà lodevole, perché con la terraferma Venezia non c'è niente a che fare. Con queste belle immagini ci fermiamo, siamo al meteo, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Treviso. Arrivederci.